maxi operazione dalla Sicilia al Veneto, blitz della polizia a Treviso e Venezia, acquistavano la carta verde rafforzata pagandola 300 euro, 2 indagati nel veneziano. Jesolo si prepara a offrire accoglienza ai profughi ucraini. Il sindaco Valerio Zoggia: dobbiamo essere pronti ad accogliere queste persone che sicuramente stanno per arrivare. Con una speciale deroga la marcia per la pace in Ucraina promossa dai sindacati e da varie associazioni si concluderà in piazza San Marco, partenza da Riva dei Partigiani. L'Ater di Venezia mette il proprio patrimonio abitativo a disposizione dei profughi, saranno utilizzati alloggi che non sono di edilizia residenziale pubblica. Feste in maschera, la Guardia di Finanza di Venezia scopre che alcune delle società pagavano in nero dei lavoratori, la CGIL, fenomeno in crescita, mancano i controlli. Ultimo giorno di carnevale e ultimi spettacoli a Venezia. Intanto Alice Bars, 21enne di Eraclea, è stata nominata Maria del Carnevale e ha percorso in barca il Canal Grande. La giustizia sequestra beni immobili alla criminalità e il comune di San Donà chiede di diventarne il proprietario e così garage e abitazioni saranno dati a chi ne ha bisogno. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Venezia del nostro telegiornale. Dunque parliamo in apertura di falsi Green Pass. C'è stata una maxi operazione dalla Sicilia al Veneto, blitz della polizia a Treviso e Venezia, acquistavano la carta verde rafforzata pagandola 300 euro. Dottore, tutto bene? Entro domani posso avere tutto? La risposta laconica: oggi. E poi ancora: nel caso, posso prenderne altri? È una delle conversazioni tramite Telegram avvenute tra un acquirente e il venditore. Sul piatto falsi Green Pass rafforzati, il blitz della polizia nelle ore scorse. Un'operazione che ha portato le forze dell'ordine a Treviso e Venezia. Lo chiamavano dottore, ma non fa parte di alcuna categoria sanitaria. Così 2 associazioni criminali straniere avevano messo in piedi un vero e proprio giro d'affari redditizio. Nel Trevigiano è stata indagata una donna di 54 anni. Era stata licenziata da una fabbrica a Pordenone perché non voleva né vaccinarsi né tantomeno effettuare i tamponi. Attualmente lavora presso una cooperativa Onlus di Treviso, probabilmente utilizzando il Green Pass falso che aveva acquistato per 300 euro. Alla donna hanno bussato alla porta i poliziotti. Dopo un'ispezione informatica le è stato sequestrato il cellulare dove aveva scaricato il Green Pass. A Venezia sono 2 invece le persone coinvolte. Si tratta di padre e figlio, 57 e 27 anni, entrambi disoccupati. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare perché nei telefonini sono stati trovati messaggi che potrebbero coinvolgere altre persone residenti nel Veneto. Un'inchiesta che potrebbe allargarsi dunque a macchia d'olio. Il sistema era semplice. I Novax contattavano il venditore tramite un'app su Telegram, poi versavano 300 euro in criptovaluta e in poche ore ricevevano il Green Pass falso personalizzato. 20 perquisizioni in tutta Italia e 25 indagati. Fra loro dipendenti comunali, titolari di un panificio, minori che frequentavano regolarmente la scuola ed un esponente delle forze dell'ordine. Non solo, ma queste organizzazioni criminali prevedevano anche sconti famiglia per coloro che acquistavano più certificati. All'esame dei poliziotti anche alcuni conti correnti italiani utilizzati per far transitare i pagamenti per l'acquisto dei Green Pass. L'organizzazione aveva utilizzato un accesso al rilascio dei pass da parte del Ministero della Salute francese. Il falso certificato veniva poi incollato su una certificazione italiana. Il Ministero della Salute italiana ha già inviato la documentazione alla Francia ed ha iniziato a disabilitare i certificati falsi in modo da impedirne l'utilizzo. Ora parliamo della guerra in Ucraina. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, si è detto pronto ad accogliere nel territorio i profughi in fuga dalla guerra. Jesolo è una città turistica internazionale, quindi una città abituata ad accogliere e quindi l'accoglienza appunto è nel nostro DNA. Quindi non possiamo non sottrarci a quello che è un'emergenza umanitaria. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, e tutta l'amministrazione comunale stanno intessendo relazioni con autorità e associazioni ucraine per cercare di gestire in questo momento complesso lo spostamento di profughi nel loro territorio. È intuibile che i bisogni di famiglie e singole persone cresceranno con il passare dei giorni, per questo l'Ufficio Servizi Sociali si sta dedicando a queste situazioni, mettendosi in contatto con i cittadini ucraini che vivono e lavorano
arrivano nel litorale iesolano per cercare di aiutare i loro familiari nel paese natale. Gli ospiti verranno seguiti garantendo anche la sicurezza dal punto di vista sanitario. Noi come comune stiamo già abbiamo organizzato un ufficio all'interno dei servizi sociali per organizzare e dare una mano a tutte le altre associazioni che si metteranno appunto a disposizione per favorire questa accoglienza che sicuramente gli iesolani come al solito faranno la loro parte. L'appello del sindaco alle associazioni di categoria e ai cittadini iesolani. Quindi ho invitato tutte le associazioni di categoria, ma non solo gli alberghi, anche gli affittacamere, l'ASCOM eccetera, di qualche meno prepararci tutti assieme per accogliere questi rifugiati che si stanno spostando a migliaia e centinaia di migliaia verso l'Occidente, quindi anche verso l'Italia, perché dobbiamo aiutare chi in questo momento ha bisogno di noi. E con una speciale deroga, la marcia per la pace in Ucraina promossa dai sindacati e da varie associazioni si concluderà in piazza San Marco. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha concesso l'autorizzazione in deroga al decreto prefettizio del 2009, tenendo conto del fatto che la violenta aggressione da parte della Russia al territorio dell'Ucraina, si legge in un comunicato, costituisce una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi più fondamentali valori. Allora il corteo partirà da Riva dei Partigiani alle 19 di domani per proseguire lungo Riva dei Sette Martiri, Riva degli Schiavoni, per raggiungere piazzetta San Marco con ritrovo davanti alla sede del Patriarcato di Venezia. E parte dal sindaco di Venezia, Brugnaro, l'idea di un conto corrente dedicato all'emergenza in Ucraina per aiutare concretamente la popolazione in difficoltà. Per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal conflitto, il Comune di Venezia ha aperto un conto corrente bancario dedicato all'emergenza derivante dalla guerra in Ucraina, in stretto contatto con la comunità che vive nel veneziano. Le somme raccolte saranno devolute e gestite completamente per la crisi in corso. Inoltre, per gestire l'accoglienza delle persone ucraine in fuga dal paese, il Comune ha già individuato 40 posti in strutture dedicate per una permanenza di medio termine, mentre per l'accoglienza in emergenza ha ampliato la rosa delle strutture usualmente impiegate, puntando alla disponibilità di 50-60 posti in attesa di indicazioni precise da parte del Ministero dell'Interno. Attraverso la comunità ucraina si è infine provveduto a fornire un servizio per le prime indicazioni operative, a cominciare dal contatto con i servizi dell'ULSS per tamponi e vaccini, oltre a promuovere l'accoglienza delle persone in fuga presso le famiglie ucraine residenti nel veneziano. Il Comune ha inoltre messo a disposizione mediatori culturali di lingua ucraina per ogni necessità collegata all'emergenza. E l'Ater di Venezia mette il proprio patrimonio abitativo a disposizione dei profughi. Stiamo facendo i conti, ha detto il presidente Fabio Nordio, di quanti appartamenti possiamo offrire a Regione, Prefettura e Protezione Civile utilizzando gli alloggi che non sono di edilizia residenziale pubblica e soggetti a un'altra normativa in attesa di appositi bandi. L'Ater di Venezia è impegnata a preparare e aprire il maggior numero possibile di alloggi sfitti, riducendo l'attesa di quanti sono in graduatoria, ma possiamo temporaneamente utilizzare abitazioni non ERP, ha aggiunto Nordio, per un'emergenza umanitaria di fronte alla quale nessuno può rimanere insensibile. Voltiamo pagina, la CGIL, lavoro nero in crescita, dice, mancano i controlli. Il fenomeno è venuto a galla grazie agli ultimi controlli della Guardia di Finanza di Venezia durante il Carnevale. In 7 palazzi storici veneziani, dove si svolgevano feste in maschera, in eventi esclusivi organizzati da numerosi operatori economici del settore turistico, i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno scoperto che alcune delle società pagavano in nero dei lavoratori. Il carnevale della ripartenza veneziana finisce dunque sotto la lente di ingrandimento anche dei sindacati, che da tempo denunciano l'aumento di posizioni lavorative irregolari nello spettacolo e nel commercio. Non è un fenomeno nuovo, soprattutto nel mondo del turismo, dove da anni noi stiamo denunciando il fenomeno non tanto del lavoro nero in quanto fenomeno più grave in assoluto, ma anche il fenomeno del lavoro grigio, nel senso che faccio figurare 2 giorni di chiamata, in realtà lavori 7 giorni su 7 senza riposi e senza compenso anche adeguato.
I controlli hanno riguardato la verifica della regolarità in settori della logistica, del catering, della sicurezza dei locali e degli addetti al settore musicale. Per la Filcam CGIL il fenomeno è in crescita. Abbiamo rilevato che in questi anni di pandemia sicuramente il fenomeno è cresciuto, sì, questo sì. Non vi so dire in che maniera, ma in maniera esponenziale sicuramente sì. Secondo il sindacato mancano dei controlli adeguati? Mancano sicuramente i controlli adeguati, sicuramente per le mancate risorse all'Ispettorato del Lavoro che sappiamo hanno subito dei tagli in questi anni, quindi chiaramente i controlli non vengono fatti adeguatamente. Il lavoro nero è in espansione che non tutela i lavoratori ed incentiva l'evasione fiscale va perseguito con tenacia, anche se richiede azioni educative e tempi molto lunghi. Si amplia un fenomeno che è quello del mancato versamento dei contributi, quindi c'è un serio problema di evasione che non viene neanche controllato, perché se la Guardia di Finanza ha rilevato questa cosa è ovvio ed evidente che poi devono essere messe in campo anche delle azioni punitive per chi evade. E ribadiamo la necessità di avere dei controlli adeguati. Ultimo giorno di Carnevale, dunque, ultimi spettacoli a Venezia. Intanto Alice Bars, 21enne di Eraclea, è stata nominata Maria del Carnevale. Si chiude dopo 18 giorni il Carnevale di Venezia, così come è iniziato e come si è sviluppato in queste settimane. Assembramenti sotto controllo, eventi distribuiti in tutta la città e Piazza San Marco affollata ma senza eccessi, compreso questo martedì grasso. Tanta gente, ma non tantissima, e una percentuale piuttosto bassa di maschere. Qualche bambino, qualche adulto, le famiglie. Circa 170.000 visitatori arrivati a Venezia nello scorso fine settimana, con un'occupazione degli alberghi di circa l'80%, numeri incoraggianti per un graduale ritorno alla normalità, anche se i venti di guerra hanno in parte frenato le presenze. Per martedì grasso, treni affollati da tutto il Veneto e per tutta la giornata, con la voglia di passeggiare per le calli senza mascherina. Maschere e costumi però in numero inferiore alle edizioni pre-Covid. Con la scelta del carnevale diffuso si sono evitati assembramenti, esclusa Piazza San Marco, e si è dato spazio a molti spettacoli di musica, artisti di strada, intrattenimento. Intanto, nelle sale apollinee del Gran Teatro La Fenice, Alice Bars è stata proclamata la Maria del Carnevale 2022 grazie al voto dei giurati, 13 esperti di spettacolo, comunicazione, glamour e tradizioni che hanno seguito il cammino delle 12 ragazze che concorrevano al titolo. È sicuramente coronare un sogno, una cosa inaspettata che non avrei mai pensato, e te lo possono raccontare con tantissime parole, ma solamente quando lo si vive si capisce veramente di che cosa si parla. È incredibile, è una gioia assurda. Alice Bars ha 21 anni, abita a Eraclea e frequenta filosofia all'Università Ca' Foscari. Nell'ultimo giorno di Carnevale, Alice ha sfilato in gondola lungo il Canal Grande, con partenza dalla sede del Casinò, indossando un abito realizzato per l'occasione e salendo infine sul palco di Piazza San Marco insieme alle altre 11 Marie per salutare e dare appuntamento al Carnevale 2023. Voglia di normalità tra i turisti che arrivano a Venezia per il martedì grasso. C'è chi ha continuato a venire anche negli anni della pandemia e chi è tornato dopo una pausa. Buongiorno. Buongiorno. Da dove venite? Da Miane, provincia di Treviso. Da cosa siete vestiti? Siamo... Da trevisani del Settecento? No. In visita a Venezia? Non tante maschere. Non tantissime quest'anno, pensavamo di più. Mi piace, abbiamo visto anche i bambini, soprattutto c'è bisogno per loro un po' di positività, un po' di ritorno alla normalità in questo periodo. Infatti l'obiettivo era anche un po' quello oggi, fare un po' di qualche sorriso con i bambini. Da Marano Lagunare. Siamo venuti qua a festeggiare l'ultimo giorno di Carnevale. Non c'è tanta gente in maschera, ma non lo so, noi abbiamo, sì, assolutamente sì, insomma, almeno a Carnevale diamoci questo tocco di allegria, simpatia. Noi siamo così. Sì, esatto. Da cosa vi ringrazio. Io sono vestito da Casanova, dal vostro Casanova. Noi veniamo da Belluno, io sono un coniglio e io faccio il lupetto. E non facevamo carnevale da un'altra parte. Essendo comunque di Muggia o di Trieste, facevamo il carnevale là. Adesso dove andate? In Piazza San Marco? Penso proprio di sì, andremo. Aspettiamo il figlio che arriva col treno con la nonna e dopo andiamo. Lui è di Amburgo e io sono qua di Padova.
Ecco, e siamo venuti qua a fare un giretto al carnevale perché è tradizione, veniamo ogni anno. Da cosa siete vestiti? Noi siamo in realtà una coppia veneziana dell'Ottocento e abbiamo preso ispirazione da alcuni quadri, specialmente di autori tedeschi, che appunto riprendevano, ecco, questi motivi un po' esotici. Complimenti. Grazie. Grazie mille. Dunque, ultimo giorno di carnevale, lo abbiamo sentito, è già tempo di bilanci, perché possiamo già dirvi che ci sono stati visitatori da 160 nazioni diverse a Venezia per l'edizione 2022 del carnevale, che si conclude appunto oggi dopo 18 giorni di spettacoli ed eventi diffusi. Oltre un visitatore su 4, questa è una curiosità, era proveniente dalla Francia, quindi più del 25%, seguito da britannici, quasi il 13%, spagnoli, oltre l'11%, poi tedeschi, statunitensi, ma ci sono state anche presenze da Australia, Isole Figi e Nuova Zelanda, e la giornata con più presenze è stata sabato 27 febbraio con un picco di 98.000 persone, quindi davvero tanta voglia di tornare a viaggiare e ad assistere a eventi come questo, malgrado purtroppo la situazione anche internazionale. Ora parliamo dei sequestri di beni immobili alla criminalità compiuti dalla giustizia, dalla magistratura. Il comune di San Donà chiede di diventarne il proprietario e così saranno messi a disposizione di chi ha bisogno. Un ufficio, 5 appartamenti, 3 garage, 2 posti auto coperti e la metà di una villetta entrano nel patrimonio del comune di San Donà. L'assegnazione è stata fatta dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità, dopo che l'amministrazione si era dichiarata interessata all'operazione. I beni, concentrati nelle vie più centrali della città e nelle zone residenziali, potranno comunque essere destinati esclusivamente a finalità sociali. Alcuni comunque hanno bisogno di interventi di manutenzione prima di essere utilizzati, sia per l'accoglienza di persone in emergenza abitativa, sia per la disabilità. Adesso stiamo cominciando con la sistemazione degli alloggi e l'utilizzo per le finalità sociali. Per alcuni di questi beni non è stata ancora completata la procedura di sfratto per eventuali inquilini presenti, cosa che poi darà seguito a questo tipo di utilizzazione. Purtroppo questa operazione significa che anche nel nostro territorio sono presenti e prosperano le organizzazioni mafiose e quindi lo sforzo delle istituzioni è chiaro. Individuare tutte quelle situazioni che possono in qualche modo far nascere il sospetto di una infiltrazione mafiosa anche nel nostro territorio. Noi sappiamo che il Veneto non è terra di mafia, però è chiaro che dove ci sono soldi, dove c'è ricchezza, la mafia sa in maniera e forme diverse anche essere presente e di fatto fare affari. La notizia positiva invece è che le forze dell'ordine e il sistema giudiziario sono riusciti a individuarle e a confiscare i loro beni, mettendoli a disposizione della collettività. Vi ricordo in conclusione che formalmente dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale e dunque in Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 14, 10 Rete Veneta sul 14 e TNE Telenord-Est sul 18. Ci sono territori in cui questo passaggio sta già avvenendo, attenzione, e dunque ricordatevi che per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est occorre risintonizzare il televisore per seguire le nostre emittenti sui nuovi canali che vedete anche in sovraimpressione, il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Telenord-Est. Quindi bisogna compiere questa operazione per riuscire a vedere sui nuovi canali le nostre emittenti. È tutto dunque per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco l'edizione di Treviso, ora come sempre le previsioni del tempo. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ci attende un'ennesima giornata di bel tempo sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone sempre più forte sull'Italia. Vediamo il dettaglio di mercoledì 2 marzo.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. La grafica infatti evidenzia una situazione del tutto tranquilla, con cielo sereno e sgombro da nubi, senza piogge. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno sotto lo zero quasi dappertutto, con locali gelate notturne, massime stazionarie tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto non cambia lo scenario, anche qui tanto sole con cielo limpido o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà molto simile, anche qui soleggiato, qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno a -1 o -2 gradi, massime sui 14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.